spettacolari e adrenaliniche dove non mancano la velocità e la precisione, all'ippodromo Breda alle Padovanelle di Padova lo scorso weekend è andato in scena il campionato veneto di completo e il campionato veneto di combinata di attacchi. La competizione, che ha visto unitamente lo svolgimento della gara di completo nazionale, è stata organizzata da Fise Veneto, riscuotendo un enorme successo di atleti iscritti nelle diverse categorie. In questa edizione del 2023 siamo molto contenti perché siamo arrivati al numero di 48 partenti tra combinata e completo nazionale e quindi insomma un buon numero per essere una gara nazionale. Il Comitato regionale Veneto è felice di questo evento, molto partecipato. Il percorso di gara è stato pensato con gli ostacoli che ci sono già da un paio d'anni posizionati qui all'interno dell'ippodromo, grazie alla struttura che ci permette anche di poterli lasciare. È una garanzia organizzare manifestazioni in questa location, ma è proprio una garanzia l'organizzazione del Dipartimento Veneto Attacchi, di cui il consigliere regionale Enrico Tortella ovviamente è il capo dipartimento. Quindi vorrei anche ringraziare moltissimo questo staff di professionisti, di persone sportive molto generose che, come ben sapete, mettono a disposizione il loro tempo per essere al servizio dello sport. Sappiamo cosa significa organizzare un evento di questa portata, c'è sempre necessità di manodopera, di persone che diano una mano e siamo già il terzo anno che veniamo qui molto volentieri perché Enrico è un grande amico, oltre che il nostro socio, a prescindere dalla bandiera che sventola su questo ippodromo siamo sempre pronti a dare una mano. 2 giorni di gare per groom, guidatori e cavalli e non è mancata la presenza di nomi di spicco del panorama degli attacchi. Joseph Dibach ha vinto nella categoria 3 stelle, ma in tutti i livelli gli atleti hanno dato il meglio di sé. Ho sentito molto bene i cavalli in tutte le 3 prove, sono molto soddisfatto della loro prestazione. Il percorso di gara è stato abbastanza impegnativo, non proprio perfetto per giovani cavalli, molto piacevole comunque. Ampia la partecipazione dei giovani che sempre più scelgono di praticare questa disciplina. La disciplina degli attacchi è in un trend positivo ormai da più anni. La cosa veramente più bella è vedere che nelle varie regioni c'è un grossissimo sviluppo nelle categorie giovanili. Abbiamo sempre più ragazzi giovani che escono in gara, abbiamo degli istruttori sempre più preparati, si vedono ragazzi giovani crescere. Prosegue dunque la bella sinergia tra il Comitato regionale Veneto della Fise e l'ippodromo Breda alle Padovanelle. Lo storico impianto dedicato al trotto torna ad ospitare anche altre manifestazioni sportive equestri. Noi siamo stati lietissimi di aprire l'ippodromo a una competizione credo di rara eleganza e che è legata al mondo del cavallo e quindi con ciò pensando di andare secondo quella che è dell'ippodromo la vera funzione. La location, particolarmente adatta a questo tipo di gare, ospiterà il prossimo luglio il campionato italiano di combinata e la Coppa delle Regioni di attacchi.